festa che si rinnova da 2 anni a questa parte, a portare in alto il nome di Casarza Ligure la locale squadra di pallavolo che con una doppietta strepitosa si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il campionato e con una giornata di anticipo è matematicamente promossa in Serie C regionale. Vincere è sempre difficile, campionati lunghi, durante un campionato possono succedere tantissime cose, da infortuni, squalifiche, eccetera eccetera, quindi tenere la concentrazione alta nell'arco di un campionato è sicuramente una prova non facile. Per la formazione casarzese matricola in Serie D l'annata era iniziata con l'auspicio della salvezza, ma già a metà campionato si è colta una prospettiva diversa. Noi eravamo partiti per salvarci, possibilmente salvarci con una certa tranquillità, poi strada facendo abbiamo visto che la squadra rispondeva egregiamente sul campo e quindi lo staff tecnico e la squadra hanno deciso di cambiare gli obiettivi e provare a puntare al salto di qualità. L'allenatore Fausto Valle, così come il presidente Danilo Ghio, possono contare su un team affiatato. Nel nostro sport è fondamentale, anche perché le dinamiche, anche non solo tecniche ma anche a livello psicologico, sono molto importanti e determinanti, quindi avere un gruppo affiatato che si conosce, che si sopporta e che cerca di lavorare per un obiettivo comune è sicuramente uno stimolo, una marcia in più. Sabato l'ultima del campionato in casa del Lunezza Volley e poi dopo un breve riposo la ripartenza verso una nuova sfida in Serie C. È un campionato appunto difficile dove ci sono le squadre, sono tutte molto preparate, con ottimi allenatori, si studiano le partite, si studiano gli avversari, è tutto sicuramente più complicato ma anche più stimolante.